Eder. Mac. Pallister. Tragedia a Mondragone, ritrovato senza vita il giovane Ryan Mdallel. Il corpo senza vita di Ryan Mdallel, il ragazzo di 15 anni scomparso da Mondragone Caserta lo scorso 30 gennaio, è stato ritrovato nei dintorni di Torino. La notizia è stata diffusa dall'associazione Penelope, impegnata nella ricerca di persone scomparse, attraverso un messaggio sui propri canali social. Con il cuore spezzato vi comunichiamo che è stato ritrovato il corpo di Ryan. Non ci sono parole, non ci sono commenti da fare, non ci sono domande. C'è solo una tristezza immensa e profondo affetto per i genitori. Fatevi forza. Il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità con un messaggio sui social. Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Ryan, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest'anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare. Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Ryan nei giorni a seguire un momento di lutto cittadino in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace, piccolo Ryan. Ryan si era allontanato da casa la mattina del 30 gennaio intorno alle 5 in sella a una bicicletta nera. Al momento della scomparsa indossava una tuta scura, scarpe bianche Nike e portava con sé 2 zaini, uno scuro Adidas e uno Invicta. L'ultima segnalazione risaliva al 30 aprile, quando una donna aveva riferito di aver visto un ragazzo corrispondente alla descrizione di Ryan nei pressi della fermata dell'autobus 90 in zona Rebibbia a Roma. Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto. La comunità di Mondragone è profondamente scossa dalla tragica notizia. Nei prossimi giorni sarà proclamato un momento di lutto cittadino in memoria di Ryan. Stefania Camboni è morta in seguito a una brutale aggressione subita nel sonno all'interno della sua abitazione di Fregene, frazione del comune di Fiumicino, in provincia di Roma. La donna, 58 anni, è stata colpita da oltre 20 coltellate, almeno 4 delle quali, inferte alla gola e al cuore, si sono rivelate mortali, provocando un'emorragia massiccia. È quanto emerge dai risultati dell'autopsia eseguita sabato mattina, come riferito da fonti vicine all'inchiesta. Le ferite sono state provocate da un'arma da taglio dotata di una lama molto lunga e larga circa 4 centimetri. Alcuni dei colpi rilevati sul corpo presentano caratteristiche definite reattive, segno che la vittima potrebbe essersi mossa nel tentativo di difendersi subito dopo i primi fendenti. Non è stato possibile determinare con precisione l'orario del decesso, mentre per gli esami tossicologici sarà necessario attendere fino a 90 giorni. Per l'omicidio è stata arrestata Giada Crescenzi, 31 anni, compagna del figlio di Stefania Camboni, che si trova attualmente in stato di fermo. L'interrogatorio di garanzia nei suoi confronti è fissato per lunedì 19 maggio alle ore 9:30. La donna, difesa dall'avvocata Anna Maria Anselmi, continua a proclamarsi innocente. Tra le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti, una delle piste più accreditate riguarda un possibile movente legato al furto di un portafoglio. Nei giorni precedenti l'omicidio, Stefania Camboni aveva infatti subito il furto di un borsellino che conteneva una 50 di euro in contanti, ma nessun documento. La mattina successiva all'omicidio, l'accessorio è stato ritrovato accanto all'automobile della vittima. Gli inquirenti sospettano che Stefania potesse aver attribuito il furto alla nuora, alimentando un clima di tensione. La collocazione del portafoglio nei pressi dell'auto, secondo quanto ipotizzato, potrebbe costituire un tentativo maldestro di depistaggio, volto a simulare una rapina da parte di ignoti finita in tragedia. Restano tuttavia ancora aperti diversi interrogativi e l'indagine prosegue per chiarire nel dettaglio dinamica e responsabilità dell'efferato delitto. Se sull'attacco del giorno 8 gennaio compare già la frattura, basta, non occorre parlare più. Non è escluso che menta, però
è solo lui che lo può sapere. Ognuno è capace e padrone di fare quello che crede giusto, secondo me. Non so chi può centrare, solo lui lo sa. Perché se gli è arrivata un'imbeccata da un qualcuno di tirare fuori questa bufala, perché in fin dei conti è una bufala, tu non puoi venire a dire giorni dopo che è stato scoperto che la vertebra la vertebra di Liliana era già rotta, si vedeva, non può rompersi due volte, oppure va, eccolo, cioè l'attacco dimostra che era già lesionata, giusto? Quante volte la lesioniamo? Questi anni praticamente sono a pezzi perché sto vivendo da solo, a parte le persone che conosco, le mie conoscenze, per quanto riguarda vecchie amicizie. Ho chiesto tante volte aiuto, veramente tante volte aiuto, per tante cose, per parlare, ma credimi, hanno sempre trovato delle scuse, poi sai, non vogliamo essere intervistati, non voglio assolutamente parlare di quello che c'è nel contorno di tutta questa storia. Per me è importante capire cosa sia successo e non voglio continuare di più su questo che sto dicendo. Io guarda, ho fiducia a prescindere da questa nuova procuratrice, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia, negli inquirenti, sono venuti da me, ho aperto le porte, sono sempre stato disponibile, se posso contribuire per carità a certe domande che magari mi vogliono fare, io sono a disposizione. Vorrei, a parte le risposte, ma vorrei un po' più di rispetto verso Liliana da determinate persone. Quello che è stato detto di Liliana non è certo Liliana. Liliana era tutta un'altra persona, una persona semplice, silenziosa come eravamo tutti e due quando eravamo con altra gente, e quando eravamo soli si rideva, si scherzava. Ognuno si è fatto una propria idea e se chi la vuole esprimere, amen. Il concetto però è che si è parlato poco anche di tutte le altre lesioni che presentava Liliana già da subito. Lei il giorno 14 è stata pestata dura. Lei aveva bernocoli in testa, graffiata la parte destra del viso, il labbro, cioè, la mano che l'avrà probabilmente alzata per proteggersi. Lei è stata pestata, lo hanno detto in tanti. A un certo punto vorremmo analizzare questo, tutto il resto, la mancanza di rispetto, non ho idea in che senso che è stato mancato il rispetto nei confronti di Liliana, perché ognuno dice la sua. Purtroppo c'è libertà di parola e amen. Dove è stata tenuta Liliana nei giorni in cui è mancata l'appello? In un posto fresco, in maniera di mantenerne la temperatura tra i 2 e i 4-6 gradi, forse anche non vicino al boschetto, da qualche altra parte, e lei è stata depositata lì, la messa in scena è stata finita la mattina prestissimo del 4 gennaio, secondo me. Lei è stata depositata là da 2 o 3 persone, uno solo non ce la poteva fare. L'ho dichiarato nelle mie primissime dichiarazioni
andate a cercarle verso gennaio 22, dicevo queste cose e le ribadisco perché le considero ancora valide. È stata mantenuta al fresco nella posizione in cui è stata trovata. Non dimentichiamo che lei aveva polline vicino al piede destro o vicino a un piede, polline fra i capelli, polline un poco dappertutto, per cui le formiche che le sono state trovate addosso sono ghiotte di miele e polline. Io nella mia immaginazione considero che una persona da sola mai più, almeno due potevano essere quelle che hanno trasportato Liliana in quella maledetta mattina del 4 gennaio, mattina del 5, dove è stata ritrovata. È stato trasportato il giorno proprio che è stato ritrovato, non più tardi appunto dell'inizio mattinata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.